Benvenuti a tutti al nuovo momento informativo della CISL del Veneto. Oggi affrontiamo il tema del Green Pass con l'avvocato Massimo Tirelli del Foro di Verona. Avvocato, rispetto al Green Pass, molti dicono che è contro la Costituzione. È proprio così? Beh, qui, come ben sapete, è anche una questione di opinioni, però io francamente lo ritengo assolutamente improprio. Il diritto alla salute è un diritto che è stato una conquista dal punto di vista del sviluppo della nostra popolazione, proprio perché, pur essendo contenuto nell'articolo 32 della Costituzione, mannaggia, non è stato evidenziato fino all'inizio degli anni 70. Adesso richiede due caratteristiche, il bene collettivo e il bene individuale. Quindi non può esserci un diritto alla salute che sia in contrasto con un bene di tipo collettivo. Se la società in cui sono inserito ha una situazione di benessere dal punto di vista della salute, è presumibile che io come individuo stia meglio. Viceversa, io non posso essere di pericolo nei confronti della società in cui vivo. Quindi è per questo che si può andare a impattare sulla mia libertà personale. Sì, perché a parte il primo comma dell'articolo 32 che invito eventualmente, ma guardate, è talmente breve che lo leggiamo, perché è importantissimo per chi magari poi, se riguarda i delegati sindacali, chi ha fatto il corso della sicurezza l'ha sicuramente dovuto sentir citare più volte. Il primo comma dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Non dice o interesse della collettività. Quindi la salute dell'individuo e la salute della collettività devono andare insieme. Il secondo comma, che viene citato sempre impropriamente da solo senza il primo, dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il secondo comma è quello che viene normalmente utilizzato per contestare l'obbligo del Green Pass. Ma il Green Pass non è una norma di legge che impone il vaccino, è una norma di legge che tende a introdurre un principio di tutela della salute collettiva. Esempio molto banale: per guidare io ho bisogno della patente. Questo non vuol dire che io sono obbligato a avere la patente, no, significa semplicemente che c'è qualcuno che valuta che io ho un'idoneità per poter fare una cosa che è mettermi alla guida di una moto o di un'automobile. E questo è il principio che viene tutelato. Chiarissimo. E rispetto al fatto che col Green Pass sostanzialmente si fanno gli affari miei, no? Si può dire che c'è una violazione della privacy, del mio diritto alla privacy? Allora, su questo punto potremmo approfondirla meglio, ma c'è stato un intervento sia del Consiglio d'Europa sia del Garante della Privacy che hanno suggerito, in particolare il Consiglio d'Europa, di utilizzare un sistema intermedio che non fosse l'obbligo del vaccino, proprio per evitare un'intrusione diretta sulle scelte di salute personali. E si è ritenuto che il Green Pass o certificato verde sia il sistema meno intrusivo possibile rispetto a quel contemperamento, equilibrio tra i vari problemi che devono essere affrontati in questo periodo, che doveva essere garantito. Insomma, sostanzialmente il certificato verde dovrebbe essere il sistema meno intrusivo possibile per poter dare la possibilità alle persone di andare a lavorare con una ragionevole sicurezza, non assoluta,
perché anche il possessore del certificato verde potrebbe essere un portatore del contagio, ma per sé e per gli altri, presumibilmente, secondo gli studi scientifici più accreditati, dovrebbe essere un portatore molto meno contagioso. E, teniamo anche presente che il dato sensibile del fatto che io sono stato sottoposto a vaccino non sarà mai in possesso, per l'utilizzo informatico che c'è, non sarà mai in possesso del mio datore di lavoro, né del medico competente peraltro. Quindi non rimane comunque in ogni caso una traccia in azienda di tutto questo. Rimane riservato, diciamo, tra me e lo Stato. Esattamente, e lo Stato è garante di questa riservatezza. Chiarissimo. Entriamo più sul dettaglio rispetto a questo Green Pass. Come funziona? Allora, il Green Pass intanto è stato introdotto con un decreto legge che poi verrà convertito. Inizia dal 15 ottobre e ci sarà un'app soggetta e controllata dal Ministero della Sanità che serve a inquadrare il certificato verde, questo Green Pass, per valutarne l'idoneità per quanto riguarda l'entrata al lavoro. Possono ovviamente entrare al lavoro le persone che risultano vaccinate, aver completato il ciclo vaccinale o le persone che hanno eseguito un tampone nelle 48 ore precedenti o 72 ore se il tampone è di tipo molecolare. Le persone prive di questo Green Pass non potrebbero entrare al lavoro salvo che non siano esenti da certificazione, perché sono considerate persone che non sono soggette a vaccinazione. I cosiddetti fragili. I cosiddetti fragili, che però appunto proprio in quanto fragili sarebbero quelli che rischiano di più andando a lavorare, e quindi avere intorno a sé dei compagni di lavoro o comunque dei colleghi che sono ragionevolmente immuni. Dico ragionevolmente perché sappiamo che l'assoluto è impossibile, ma ragionevolmente immuni dal portare un contagio, gli permette di venire a lavorare. Diciamo che questa è la soluzione che sembrerebbe dare meno rischi senza dover introdurre l'obbligo di vaccino, che sarebbe un'intrusione presumibilmente eccessiva per quanto riguarda le conoscenze scientifiche che ancora abbiamo rispetto a questa pandemia. Quindi il Green Pass tutela sia il singolo lavoratore, ma anche le persone che non hanno quella libertà che abbiamo noi di decidere se vaccinarsi o meno, perché sono obbligate a non vaccinarsi a causa di un problema. Sì, anche la Commissione europea aveva suggerito questo sistema proprio in ragione del fatto di trovare un punto di caduta comune a livello europeo che potesse aiutare le situazioni di rischio, facendo in modo che i rischi fossero i meno possibili. L'assoluto non esiste, ma i meno possibili. Veniamo ora alle conseguenze che ci sono quando non ho il Green Pass. Quali sono? Beh, la normativa intanto introduce un principio che non c'è licenziamento. Ricordiamoci che attualmente la normativa vale fino al 31 dicembre di quest'anno, successivamente decade e, salvo che non venga prorogata, successivamente non sarà più obbligatorio questo sistema. Vedremo come si evolve ovviamente la pandemia per fare in modo che i nostri governanti decidano con scienza e coscienza. Ma che cosa succede rispetto al fatto che qualcuno potesse violare questa normativa? Chi non è in possesso del Green Pass o non ha un titolo idoneo per poterlo non possedere, stiamo parlando delle persone che sono state rese esenti
da una certificazione di questo tipo, non può entrare al lavoro semplicemente e viene sostanzialmente congelato e senza retribuzione. E questa persona può restare congelata ma senza possibilità di essere licenziata fino al 31 dicembre di quest'anno. Diverso è il caso delle aziende che hanno meno di 15 dipendenti, perché in quel caso può essere sostituita la persona e la sanzione è un po' più pesante per quanto riguarda le persone, proprio in ragione del fatto che ci sarà un costo aziendale per la sostituzione della persona. Però di fatto la vera sanzione è quella di essere privo dell'attività lavorativa, impossibilitato a entrare in azienda e privo di retribuzione. Attenzione che su questo c'è una discussione in corso, perché la norma non dice se deve essere privo anche di contribuzione, o perlomeno non lo dice esplicitamente. Contribuzione per la pensione? Sì, contribuzione, i contributi INPS e INAIL. INPS soprattutto, perché l'INAIL a rischio lavorativo stando a casa non ce l'ho, ma INPS. Bene, una parte della dottrina ritiene che non essendoci retribuzione non c'è anche contribuzione. Questo significa che se così fosse effettivamente l'effetto sarebbe ben più pesante, perché vuol dire che anche il diritto a pensione viene posposto per le settimane o i mesi che io rischio di non dover lavorare. Sempre riguardo al Green Pass, è vero che l'azienda mi deve sempre trovare un'alternativa alla mansione, cioè darmi la possibilità di lavorare un'altra mansione per la quale sostanzialmente non avrei questo obbligo di Green Pass? È proprio così? No, non è assolutamente così, non so perché, ma non è assolutamente così, la legge non lo prevede. L'azienda ti lascia a casa, punto. Perché se il rischio è che tu possa essere più contagioso di uno in possesso del Green Pass, non avrebbe senso trovarti un'altra mansione in cui potresti essere contagioso. Il punto è, tu sei fuori dal flusso produttivo fino a quando non ci dai una ragionevole certezza di essere non a rischio, o perlomeno il meno a rischio possibile, perché è quello il concetto, meno a rischio possibile, per quelli che sono i risultati della scienza maggioritaria in questo periodo. Speriamo, ma visti i risultati sembrerebbe funzionare, che tutto questo porti davvero a una diminuzione tale del rischio per cui finalmente anche questa pandemia diventerà una delle tante malattie che possono colpire il consesso umano, insomma. Però certamente questo è uno strumento molto efficace e lo si è visto con i dati di questi ultimi anche di queste ultime mesi in cui è stato introdotto la possibilità di vaccinarsi in maniera così massiccia. Il problema è decisamente diminuito. Sempre nell'ambito delle leggende metropolitane, chiamiamole così, cioè quello che troviamo scritto su internet o leggiamo sui social o che magari ci racconta qualcuno anche in buona fede quando abbiamo un momento di socialità. Ecco, rispetto alle mascherine, all'obbligo di quei DPI, quei dispositivi per sostanzialmente la protezione dei lavoratori, ecco, è vero che è l'azienda che deve pagare i tamponi per avere il Green Pass? Cioè, ho l'obbligo di fare il Green Pass, però è l'azienda che deve pagarmi i tamponi. Beh, Posso chiedere io all'azienda, c'è sto obbligo, però non è giusto che pago io il tampone, me lo paghi tu? posso chiederlo. Chiedere non fa niente male.
Ci sono, mi pare, anche già qualche caso in cui effettivamente l'azienda è venuta incontro a questo problema pagando quantomeno una parte di questi tamponi che non dimentichiamo sono anche calmierati come costo perché il governo è intervenuto per calmierarne i prezzi. Però non è un dispositivo di protezione individuale perché è una facoltà. I dispositivi di protezione individuale sono dispositivi obbligatori per poter svolgere un lavoro. Essendo una facoltà e quindi non c'è una coercizione dell'individuo nel fare o non fare questo tipo di scelta, non può essere ovviamente imposto al datore di lavoro a norma del decreto legislativo 81, per intenderci del testo unico sugli infortuni, non può essergli imposto di pagare questo tipo di accertamento preventivo, perché di questo si tratta, no? Di un accertamento preventivo all'idoneità di poter entrare in azienda, non di svolgere l'attività lavorativa, tant'è vero che non è un medico competente che potrà valutarne l'idoneità. Un'ulteriore cosa di cui si parla in questi giorni parecchio è rispetto alle autocertificazioni. Si sente molto parlare di questo strumento dell'autocertificazione. È proprio così magico, fantastico, risolve tutte le questioni? Beh, io credo che mi verrebbe da farci una bella risata sopra. Cosa autocertifico? Che non mi sono vaccinato? Che cosa autocertifico? Che non ho fatto il tampone, perché altrimenti autocertifico una informazione falsa che, se pone in pericolo la salute altrui, mi costringe ad essere imputabile per quanto riguarda l'eventuale trasmissione del contagio. Un'autocertificazione quindi che affermi che io non mi sono vaccinato e non ho fatto il tampone è esattamente quello che accerta anche il Green Pass. Per cui già quello è sufficiente. Se io autocertifico che non mi sono tamponato, non entrerò in azienda, non ho neanche bisogno di cercare di provare a bypassare l'app per valutare il Green Pass. Ho fatto una scelta, ritengo che sia giusta, posso andare a sostenere le mie ragioni di fronte a un giudice. Per fortuna siamo in uno stato in cui c'è ancora questa possibilità e credo che ognuno abbia il diritto di poter far valutare le proprie buone ragioni da questo punto di vista. Certo è che per quelle che sono le poche sentenze o ordinanze uscite negli ultimi 6 mesi nei tribunali d'Italia che se ne sono occupati anche qui nel Veneto, finora non è mai passata la ragione di coloro che ritengono che vaccinarsi non possa essere ritenuto diciamo, uno strumento idoneo anche per poter tornare al lavoro, vaccinarsi o ottenere il Green Pass. C'è solo un'isolata sentenza del Tribunale di Milano che però, a leggere la motivazione, sanziona il datore di lavoro solo perché ha completamente sbagliato la procedura. Per cui. Va bene, abbiamo capito che praticamente il Green Pass è l'unica strada possibile. Per ora sembrerebbe l'unica strada possibile, la più veloce per poter, diciamo, ritornare più vicini a una normalità. Ecco. E mettiamo che non voglio il Green Pass, quindi non mi vaccino e ricordiamolo, vuol dire anche che in alternativa non mi voglio neanche fare i tamponi. Perché il Green Pass non è solo vaccino, ma è anche tampone, per rispetto della libertà di tutti che faceva riferimento prima. Ma se io non voglio né l'uno né l'altro, cosa succede? Posso chiedere al mio datore di lavoro un'aspettativa, posso chiedere dei permessi, posso chiedere delle ferie o non
non ci sono strade alternative anche in questo caso? Allora, l'unica possibilità assoluta che potrebbe esserci sarebbe quella di continuare a lavorare da casa, perché in questo modo io non sarei a rischio di nessuno. Però il datore di lavoro non è tenuto a farmelo fare, primo. Secondo, se io non mi vaccino e non mi tampono e quindi non dimostro di non essere contagioso nelle 48-72 ore precedenti il mio accesso al posto di lavoro, è una mia facoltà, semplicemente perderò la retribuzione. Sarò ritenuto assente ingiustificato ma senza rischio di licenziamento, quindi non avrò una procedura disciplinare. Procedura disciplinare che potrei avere invece nel momento in cui cercassi truffaldinamente di entrare in azienda oppure esplicitamente di entrare in azienda approfittando magari del fatto che in quel momento non c'è nessun controllo. In quel caso lì sì che potrei non solo essere soggetto a un procedimento disciplinare, ma anche rischiare il licenziamento proprio in ragione del fatto che posso essere di nocumento e rischio nei confronti dei miei compagni di lavoro oltre che di me stesso. Un po' come uno ubriaco che entrasse in azienda e pretendesse di continuare a lavorare. E c'è anche il fatto che la norma, il decreto che introduce l'obbligo del Green Pass, prevede che l'azienda e in particolare chi ha l'incarico di controllare l'esistenza del Green Pass deve segnalare il caso al prefetto che può combinare, nel caso venga accertata l'effettività dell'accesso che non avrebbe potuto esserci stato, può combinare una sanzione amministrativa da un minimo di 600 euro a un massimo di 1500 euro, quindi non proprio leggerissima, per ogni entrata in azienda, quindi che può accumularsi nel tempo. Ecco. Quindi se lo scopro dopo e ne ho fatte 10, devo moltiplicare. Devo moltiplicare da 6.000 a 15.000, certo, che non è proprio simpatico. Bene, grazie, molto chiaro. Grazie a Salutiamo voi. l'avvocato, alla prossima pillola.